Due sconfitte consecutive fanno tremare la classifica del Testaccio Calcio a 8, ora costretta a sigillare i playoff, ma è una giornata da brividi perché oggi scende in campo la capolista. Ecco, gli invincibili che hanno già messo le mani sulla terza regular season consecutiva e sognano la 19ª vittoria di fila, i campioni del Cotton Club. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra per la 28ª giornata di Serie A. Batterà il Cotton Club, Barbarella sul pallone in posizione di tiro. Va Barbarella con il sinistro e calcio fuori. Mazzesi. Il tocco sotto, lo scavito a cercare poi l'attaccante Zamperini impetuoso lì a metterla in corner. Testaccio che si riversa subito nella metà campo del Cotton, ora con Mazzesi, la mette al centro, Zamperini la spazza via lontano verso Boni, Barbarella va lì a pressare Boni di testa e poi ancora tutto di prima ad uscire lì ancora con il centrocampo, velocemente Barbarella la recupera, calcio di punizione. Primo calcio di punizione della gara. Barbarella sul pallone. Va con il sinistro rimpallato, poi la palla che scende e colpisce la traversa, Boni la guarda, poi palla messa fuori. Zamperini la gira qui dalla sinistra, c'è ancora spazio, viene chiuso molto bene il tentativo. Poi ancora da questa parte a centrocampo a farla girare da dietro con Zamperini. Sotto pressione il Cotton, Nolano viene circondato da due giocatori, poi lì a impedirgli l'aggancio Barbarella con il petto, poi ancora palla messa fuori, prova a difenderla Baldassarre, poi fronte sinistro, Empoli va a pressare in quella zona, ancora possesso per il Testaccio che guadagna un calcio di punizione. In due sul pallone. Parte Mirante. Fortissima al centro Santarelli, che riflessi. Poi pallone giocato fuori. Ancora a centrocampo Blandino la gioca tutto di prima. Empoli meravigliosa, ancora di primo per il compagno Blandino. Incrocia perfettamente 1-0 Cotton. Il Cotton che è passato in vantaggio dopo 3 minuti, stroncando le gambe a un Testaccio che si era fatto veramente molto pericoloso.
Rimessa ancora battuta lunga da questa parte, Baldassare non ci arriva, poi Zamperini la gira da quest'altra parte, ancora per il numero 22 in maglia nera, il tocco lì vicino per ragionare, poi ancora tutto palla a terra, il verticale per Barbarella, calcio di punizione. Parte Nolano, va con il destro, Boni in calcio d'angolo, la vede sbucare all'ultimo. Empoli la batte al centro, il colpo di testa al centro, Mazzesi la mette via. Rilancia velocemente da quella parte, ora il possesso con Mazzesi, chiama palla lì vicino il regista di centrocampo, eccolo qui Starace, bene Starace ad andare via, poi viene chiuso e poi ancora Testaccio a farla girare molto bene da questa parte, ancora a centrocampo, calcio di punizione per i ragazzi in maglia bianca. Boni poi ancora girare qui da Mazzesi, ci pensa, poi ancora a centrocampo, Starace chiama palla, lì dalla sinistra non c'è nessuno. Rimessa battuta molto lunga, la blocca Boni. Mazzesi, tutto chiuso il Testaccio, non riesce ad uscire, il Cotton pressa altissimo, ora pallone tra i piedi di Mazzesi, al centro viene recuperata la sfera, poi ancora pallone in verticale giocato, non la prende nessuno, al di fuori dei capitano Zamperini. Tutto raso terra, poi il velo e la conclusione della distanza, palla fuori. Con le mani Santarelli, lunga, profonda, Barbarella questa volta commette fallo. Riparte il Testaccio centralmente, c'è Mazzesi che si sta allargando, ma in controtempo preso dal numero 6 in maglia nera che cerca di convergere verso il centro, poi lascia partire il tiro rimpallato. Ancora Testaccio che la recupera molto bene, poi ancora a centrocampo. Cotton ancora in pressione e poi sbrogliata questa situazione complicata, ora Mazzesi che avanza in solitaria, prova ad andare via, si trascina via due avversari, viene leggermente spinto, l'arbitro lascia proseguire, poi Nolano dalla destra, poi ancora Nolano, va via Nolano, si ricomincia, ancora Zamperini. Sale Zamperini, chiede calma ai suoi, poi girata di qua da questa parte, poi ancora fronte sinistro d'attacco, ancora possibilità per Cernicola, ancora che viene circondato da due avversari molto bene, Mazzesi di forza. Poi la tiene lì e sbroglia tutto, ancora a centrocampo, riparte il Testaccio allargando sul fronte sinistro, possibilità, ma ancora la densità dei giocatori nella propria tre quarti del Cotton è impressionante, si trascina il pallone fuori. È rimessa Cotton.
Zamperini, il lancione profondo da questa parte, Barbarella non la tiene. Ancora rimessa e centrocampo in maglia bianca a giocarla con Starace e poi palla dietro. Cercano di abbassarsi i giocatori per ricevere palla, la protezione molto bene, Santarelli con i piedi, se la ritrova lì e la blocca sicura. Ancora possibilità per il numero 6 in maglia nera, la gira da questa parte, Cernicola viene chiuso. Rimessa battuta al centro, Barbarella prova a prendere posizione, viene messo giù e Boni la fa sua. Tutto palla a terra, prova ad andare via Baldassarre di prima, molto bene a farla girare da quella parte, poi circondato da 3 avversari del Cotton. E il cambio di gioco qua dove Mazzesi si allarga sempre per diventare un fulcro di gioco, Santarelli la blocca. Nolano sotto pressione, poi Blandino. La tiene lui e la gira da dietro. Empoli. Ancora Cotton, tutto palla a terra, anticipato ora Barbarella, poi da questa parte il velo per Cenicola da questa parte che la riceve, poi ancora al centro, cerca l'1-2 Blandino da questa parte, si porta il pallone fuori. Ancora Testaccio in progressione, viene fischiato un fallo. Si abbassa Empoli. In mezzo a 2 prova Nolano ancora per Empoli, la tiene lui con il destro, sfiora il palo, pallone che non è stato deviato. E da questa parte ancora Testaccio che guadagna un calcio di punizione da buona posizione dopo una percussione centrale. Starace parte potentissimo, Santarelli si allunga con i pugni. Ora calcio di punizione per fallo di Barbarella. Batte veloce questa volta il Testaccio, ma si deve ripetere. Starace chiede lo scambio, si allarga Mazzesi sulla destra a richiedere la sfera, la prende ora. Tema molto frequente, Mazzesi che si allarga e crea il pertugio giusto e superiorità numerica nella tre quarti avversaria. Ora sfera scodellata al centro, Baldassarre con il tacco
non riesce a girarla. Di prima Mazzesi. Al centro direttamente in verticale Zamperini, la tiene lì. Il tocco sotto da questa parte, ancora l'anticipo impetuoso da parte del centrale, poi Starace di prima. E di nuovo Testaccio a macinare il gioco da quella parte, ora con il numero 18 Citro. Ancora da quella parte Starace cerca ancora un compagno allargato sulla destra Mazzesi e di nuovo dietro. Ora spazio sulla tre quarti, giocatore che viene eseguito poi molto bene e arginato, recupera il Cotton e la conclusione di Empoli. Boni con la manona, la spizza fuori. Empoli la batte a rientrare. Empoli sul secondo palo messo via. Ancora Cotton. Rimessa di Empoli. Al centro dell'area Zamperini, poi sfera ancora giocata lì Barbarella. Chiude tutto. Mazzesi. Si riparte da dietro. Addirittura da Boni. Ancora Boni. Con i piedi spazza lontanissimo Baldassarre, stacca alto, ma Zamperini vola in cielo, poi Blandino da questa parte la riceve e prova ad andare via in mezzo a due, poi l'inserimento centrale, il tiro di Nolano e Boni in qualche modo ancora palla giocata e calcio d'angolo. Mazzesi la sciabolata, dall'altra parte non arriva il compagno. Tisei ha soltanto toccato, poi Nolano. Blandino va con il destro, palla alta. Sciabolata tesa da quest'altra parte dove c'è Citro che la mette giù in qualche modo, riesce anche a palleggiare e a metterla in area di rigore. Ci prova ora Baldassarre. Prova una magia ma Santarelli la blocca. Ora bene Cotton da quest'altra parte, Blandino la riceve. Nolano pensa al tiro. C'è l'appoggio lì e chiede l'1-2, poi difettoso il controllo e si riparte da dietro. Santarelli con i piedi, lontano, poi Mazzesi di testa, Baldassarre a giocarla da quella parte, poi molto bene il recupero palla, parte di Empoli. La possibilità per Blandino, l'appoggio lì vicino, circondato Nolano da due avversari, lotta, riesce a tenerla lì. Incredibile fisicità del centrocampista, poi adesso mostra la sua tecnica lanciando lontano un compagno là davanti. Rimessa a favore del Testaccio. Ancora Testaccio, gioco di gambe interessante, si apre il pertugio per Mazzesi che va via di forza al centro potente, palla che viene messa fuori. Ancora in campo però il colpo di testa.
rimessa battuta da questa parte, ora è di nuovo Testaccio, tutto palla a terra. Lungolinea il servizio per Mazzesi che ora avanza sulla fascia e prova ad andare via di forza, poi con il sinistro al centro. Spera ancora giocata lì, ma la palla va a finire tra i piedi di Lefebvre, prova a mettere giù Boni che lo mette a terra e sarà calcio di rigore. Boni che è stato ammonito, ma ora è pronto Nolano sul pallone. Parte Nolano con il destro, potente, 2-0, Cotton. Riprendi il match Mazzesi con il destro, rimpalla subito sulla barriera del Cotton a centrocampo, vanno ad immolarsi anche lì. Ora di prima il servizio dove va via molto bene da questa parte il numero 14 in maglia bianca, prova a metterla al centro e poi si pestano un pochino i piedi, Citro riesce alla fine a farla sua, poi Starace viene chiuso molto bene, possibilità di contropiede. Lefebvre con il destro rimpallato, questa volta Boni la fa sua. Mazzesi. Tutto rasoterra, recupera ancora il centrocampo in maglia nera, solo maglie nere in questa fase. Lefebvre va a contrastare e poi in mezzo a due avversari e Mazzesi la prende. Lì vicino tutto di prima, ancora Mazzesi. Centralmente la protezione di Baldassarre che poi riesce a girarla da quest'altra parte dove Mirante punta all'area di rigore, viene anticipato, ancora un altro contrasto e poi Nolano, dominatore assoluto del centrocampo, alza la testa, Mazzesi non la prende e prova a buttarcisi Lefebvre. Boni. Mirante ancora il servizio lungolinea, Baldassarre che si muove da questa parte, ancora a centrocampo il cambio di gioco da quest'altra parte, la mette giù Mirante, poi di prima dentro il tiro di Starace, palla fuori.
Santarelli lunghissimo, Lefebvre di testa, poi Mazzesi rincorre lui e la recupera. Tocco lì vicino, Tisei, poi ancora Mazzesi, sale palla a terra Citro, ancora Citro, dentro Santarelli la fa sua. La gioca corta, Nolano si abbassa, poi il cambio di gioco da quest'altra parte, Blandino anticipato da Mazzesi di testa, poi tutto di prima, interessante questa azione, Mirante punta la porta con il mancino, palla fuori. Ancora con le mani Santarelli, la mette giù Blandino, Lefebvre prova a prendere posizione, ancora il colpo di testa e poi da questa parte Mazzesi la perde lì, poi Nolano, Zamperini, Santarelli lunghissimo a cercare Lefebvre, ora il centrocampo è in mano del Testaccio in verticale, Baldassarre riesce in qualche modo, Tisei, poi contrasti molto duri in questa fase del match, sfera girata da questa parte, Mirante prova a nasconderla e ancora Nolano, circondato da due avversari, bene ancora per Nolano, spinto, messo giù, calcio di punizione. Batte veloce in verticale, lì dove c'è Empoli che prova a puntare la porta, il doppio passo, il sinistro, Boni. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo che parte ora. Mazzesi rischiando anche qualcosina su quel passaggio. Poi prova a guardarsi intorno e a verticalizzare il regista del Testaccio. Spera che poi viene giocata, anzi toccata, poi da questa parte dove ancora a Baronci la gira, poi al centro, palla messa fuori da Zamperini. Rimessa al centro, il colpo di testa, spera che rimane fuori e salva tutto. La rimessa battuta lì vicino. Tocco centrale, poi sfera girata verso Mazzesi che con il destro calcia rasoterra. Ancora tutto di prima da quella parte, Nolano riesce a toccarla, poi Empoli per far ripartire i suoi, circondato, perde la sfera molto bene da questa parte. E ancora via in mezzo a due avversari, calcio di punizione. Ricomincia tutto Citro, è sempre Citro, la gira verso Mazzesi, Citro, passaggio in verticale, Tisei poi la girata dall'altra parte. Ancora la progressione e la rimessa lì dove Citro la mette giù, viene circondato, riesce... Anzi no, la rimessa sarà per il Cotton. Rimessa battuta lunghissima, Mazzesi alza poi un campanile. La palla rimane lì, Nolano, poi ancora il colpo di testa e prova ancora Citro. Sarà calcio di punizione.
Pronto Mirante, rincorsa lunghissima, va con il sinistro potente, la palla sfila e viene deviata in corner. Sarà calcio d'angolo per il Testaccio, ci prova lì dalla sinistra al centro, messo fuori, fallo in attacco. Lancio profondo di Zamperini a cercare Empoli che prova a lottare lì, riesce almeno a guadagnare una rimessa laterale. Rimessa battuta lunga alla spizzata di Tisei, la gira molto bene Mirante da quella parte e poi a lottare contro tutti i Mazzesi. Alla fine perde il possesso, ancora Empoli messo giù, la palla ancora buona, si gira Empoli! 3-0 Cotton, ma che forza fisica! Ricomincia il Testaccio, Mazzesi subito pressato, rischia di perderla, sarà calcio d'angolo. Corner battuto sul secondo palo, lo stacco e palla che sfiora il palo. E sarà ancora corner. Empoli al limite dell'area, la botta rimpallata, possibilità per il contropiede, ora superiorità numerica per il Testaccio, sfera girata da questa parte ancora, prova a difenderla il numero 23 in maglia bianca, converge verso il centro, lo scarico da fuori, c'è spazio per Mazzesi con il destro, sfera che viene deviata, poi ancora lì Zamperini, riesce a metterla giù. Giocata incredibile di Zamperini che poi adesso spazza la palla e al centrocampo viene ancora ripresa dal Testaccio, il tiro da fuori, palla alta. Cosa ha fatto Zamperini stoppando la sfera da dietro le gambe dell'attaccante? Giochiamo ragazzi! Lancio profondo, Mazzesi di petto, poi ancora il Testaccio. Prova ad avanzare ancora Citro. Palla verso Barbarella che viene anticipato per il centrocampo l'instancabile Nolano. Prova il numero 6 in maglia nera ad andare da solo, ma poi ricomincia molto bene girandola da quest'altra parte. Poi ancora fronte sinistro, straripatte il Cotton quando attacca, ora calcio di punizione. Parte Nolano, basso sul secondo palo, Barbarella non la gira e poi Boni
ancora con le mani il colpo di testa dietro per i Mazzesi nuovamente. Da quest'altra parte Baronci per ancora ad impostare da Mazzesi. Chiede palla lì al centrocampo il regista Citro, che ora riesce a riceverla, poi a verticalizzare subito in profondità. Ancora la protezione di Siciliano, che però non riesce a tenerla lì e favorisce l'avversario. Poi Empoli si gira in mezzo a due, il servizio però è verso Citro che la fa sua, la si gira con il destro. Poi Tisei ancora da fuori, Mazzesi, tiro deviato sul secondo palo, la rovesciata pazzesca. Dall'altra parte la risposta di Santarelli in calcio d'angolo. Mirante, straordinario. Lo stesso Mirante la gira, Mazzesi sul secondo palo non arriva, poi sfera ancora lì, tiro rimpallato. E poi il calcio di punizione per il Testaccio su fallo di Barbarella. Starace e Mirante sul pallone. Va Starace con il destro, palla alta. Santarelli ancora con le mani dall'altra parte, il colpo di tacco volante straordinario, Barbarella non arriva. Poi da questa parte arriva il numero 9 in maglia bianca. Poi nuovamente ancora a girarla da questa parte, Baronci, Citro, come un metronomo prova a cercare davanti i rovesci. Zamperini recupera molto bene, la gira dall'altra parte, poi ancora Zamperini sotto pressione, riesce poi a spazzarla, non lucido nel passaggio. E poi Citro, ancora il tocco di prima. Di nuovo Testaccio, il cambio di gioco dall'altra parte, la coordinazione Mirante al centro, palla che finisce fuori. Va Mirante sul secondo palo dove non c'è nessuno. Rimessa battuta lontanissimo. Lì c'è Barbarella, la difende in mezzo a due avversari, la gira Empoli dall'altra parte, ma sfera che viene ancora recuperata da Starace che fa ripartire i suoi, ancora da Mazzesi. Ancora lì a centrocampo Citro pressato da due avversari, si li porta a spasso, poi la gira dalla destra, il cross al centro rimpallato. Ancora rimessa al centro, tutto di prima, conclusione rimpallata, poi Tisei non riesce a tenerla, Baronci va a lottare, ma recupera molto bene Siciliano, poi ancora dietro Empoli, molto veloce, ora in verticale, palla verso Barbarella, esce Boni in due tempi. Calcio di punizione. Lancio profondo. Santarelli la fa sua. Spazzata lontano, persa nuovamente la sfera dal Cotton. E ora Starace va da solo in percussioni. Il destro, Santarelli va giù. E palla ancora buona poi. Baronci, Citro, in controtempo viene preso Mirante,
Poi ancora Tisei da questa parte, direttamente in verticale, velocemente si gira Santarelli, la tiene lì. Tocco sotto, errore in fase di impostazione, il tiro e palla che finisce fuori. Ha fischiato un time out. Ricomincia il match, Mazzisi la manda via, poi sfera che finisce tra le braccia di Boni. Ancora Testaccio, pallone in verticale, sfera che viene recuperata da Zamperini, circondato e messo giù fallosamente. Lancione profondo. Ancora Testaccio a centrocampo, poi si alza un terzino, Baronci che punta alla porta, prova a girarla dall'altra parte, poi molto bene con Lefebvre circondato, poi Santarelli. Cambio di gioco da questa parte, poi palla in verticale, prova Lefebvre a girarsi, Mazzesi. La porta avanti Mazzesi, poi in verticale, la conclusione! Riapre il match, il Testaccio, bordata da fuori, Mirante, straordinario. Nolano. Zamperini qui fuori verso Siciliano che riesce ad andare via molto bene a due giocatori, poi il servizio in verticale, Boni esce e poi Starace driblomane, esce palla al piede facendo tutto molto bene, poi il cross al centro, si immola ancora Siciliano in calcio d'angolo. Baronci teso al centro, sfera che finisce fuori, raccolta, poi è recuperata dal Cotton, molto bene da Lefebvre che fa rimbalzare la sfera. Rimessa battuta lunga, la spizzata, da lì Starace, poi calcio di punizione.
passaggio sbagliato, Nolano recupera tutto, poi sul fronte sinistro, nuova possibilità, prova Boni ad evitare l'angolo, ci riesce e riparte la manovra del Testaccio, si allarga Tisei, riceve ora e verticalizza immediatamente, poi al volo ci prova Mirante, palla fuori. Santarelli con le mani profondo, stacca Zamperini, stacca Lefebvre, Mazzesi, Citro che si abbassa sempre a ricevere palla, ora lo fa con precisione, poi la gira dalla destra dove Mirante prova ad andare via, chiuso puntualmente, poi rimessa battuta veloce al centro, Roversi non la riesce a prendere. Questa volta Mirante lascia l'incombenza a Starace che batte a giro, Mazzesi di testa, colpisce alto. Rinvio profondo. Rinvio profondo, ancora da questa parte il Testaccio, il velo interessante a favorire Starace che poi la tiene lì, alza un campanile sul secondo palo, arriva il solito Baronci che è ovunque, domina la fascia, la mette al centro, la girata che finisce alta di pochissimo. Rinvio per Lefebvre di testa, di nuovo anticipato, il Testaccio in questa fase vince i duelli più importanti, ora però è possesso Cotton, Citro commette fallo, calcio di punizione. Rincorsa breve direttamente in porta, palla che poi viene rimpallata e finisce fuori. Cross potente al centro, sul secondo palo, colpisce il legno Zamperini. Boni la gioca velocemente da questa parte, Baronci che sta alla disperata ricerca del gol che potrebbe riaprire il match, poi da questa parte Boni con i piedi lì dove c'è Baronci, la protegge. Mazzesi prende il campo, poi con il destro la mette al centro, Zamperini fuori, poi Mazzesi, stop elegante che però favorisce poi Lefebvre. Al centro Nolano, girata ancora dalla sinistra, la conclusione deviata. Ancora corner. Cross battuto dentro
è messo fuori poi dal giocatore del Testaccio, che poi viene anticipato molto bene, fronte sinistro, possibilità da solo, c'è Zamperini che distrugge la traversa, poi ancora nuovamente la conclusione, palla fuori. Ancora al centro la protezione, prova a girarsi questa volta l'inserimento di Baronci, la sfera che filtra sul secondo palo dove non c'è nessuno. Empoli. Mazzesi. Servizio in verticale, arbitro fischia un calcio di punizione. Oh, te prego, vuole via il giallo, dai, se no ci ammazza tutta la partita. Stanno di fila. Prima il dietro e poi il giallo. Stanno di fila, se no ci piacciasci in un tiro. No, lo so, no, ma ti tiriamo la maglietta, al lavoro, dai. No, a posto, a posto. Federico, vai dentro, non ci andate. Davide, sei a posto. Davide. Vai, quando vuoi. Aspetta, fagli fare vedere. Ottiene? Sì, vai, andiamo. Mirante e Mazzesi. Va Mazzesi con il destro, palla che viene deviata. Cross al centro, poi la conclusione alle stelle. Rinvio velocissimo di Santarelli da quella parte, dove poi il sombrero è vincente di Lefebvre. E poi Baroncelli. Ancora manovra avvolgente. Citro. Dall'altra parte dove c'è Starace. Mirante. Si coordina per calciare Santarelli, poi sulla ribattuta arriva il gol di Roversi. 3-2. Lancio dall'altra parte, c'è Blandino. Rimessa battuta al centro, Starace prova a recuperarla. Nasconde il pallone molto bene da quella parte Empoli, andando via a due avversari, poi Boni. Con le mani una delle ultimissime occasioni, Mazzesi la spizza di testa, ancora in profondità, prova a difenderla lì Roversi, circondato. Arbitro che fischia la fine del match, 19. Arbitro che fischia la fine del match, 19 vittorie consecutive per il Cotton Club, che festeggia al meglio la sua terza regular season. Nulla da fare per il Testaccio, che rimane fermo a quota 49 punti.